abbiamo rinnovato il rito della festa della sagra di Sugamuisco. I numeri sono importanti anche quest'anno, l'anno scorso erano circa 20.000 uova e magari Battista mi prenderà in giro, però non è vero. Comunque abbiamo una buona mole di carne e di uova e soprattutto vino per innaffiare naturalmente questo ben di Dio. Masullas si è preparata a questa grande festa e piano piano stanno arrivando le persone che stanno prendendo il succulento pasto. Grazie a tutti della partecipazione anche quest'anno e vi aspettiamo anche l'anno prossimo. Siamo qui a Masullas per la sagra del Sugamuisco, che è stata inserita quest'anno nella campagna Voler Bene all'Italia. Voler Bene all'Italia nell'anno dedicato ai borghi. A maggior ragione nel borgo autentico come Masullas ha un grande significato parlare di voler bene all'Italia e di borghi, perché l'Italia è un paese di grandi città, ma è fatto anche di tantissimi piccoli comuni che sono i custodi di un paesaggio meraviglioso, di antiche tradizioni, di un ambiente naturale e di grandi potenzialità geologiche come quello di Masullas. Ecco, tutto questo si sposa benissimo con la cultura dei luoghi, con le tradizioni e la vita delle comunità che ci abitano, comunità che hanno bisogno di un rilancio di questi borghi, proprio perché lo spopolamento che sta avvenendo non prosegua più, perché si arrivi a viverli pienamente per come meritano, perché devono essere assolutamente valorizzati. Legambiente quindi tiene in modo particolare a questi borghi. La cultura italiana passa da questi borghi. Tutto il nostro impegno ovviamente deve essere concentrato perché ci siano occasioni di visita e di valorizzazione delle tradizioni che nel corso dell'anno vengono presentate. Non a caso Voler Bene all'Italia si tiene proprio nei giorni intorno al 2 giugno, il giorno della Repubblica, perché la Repubblica italiana è fatta prevalentemente di piccoli comuni. In Sardegna c'erano 16 tappe, ovviamente le maggiori città, Cagliari, Sassari, le città regge ovviamente, ma tra le 16 tappe c'era anche Masullas e vi dirò che era una anche delle più importanti. Qui siamo riusciti ad avere, tramite la Camera di Commercio di Tristano, tutti i sigilli e punzoni che venivano utilizzati in questa tappa di designazione del 1700. Siamo riusciti ad avere l'editto, non so se sapete cos'era, prima di Mosina era da legge, i decreti circolari eccetera, prima si chiamavano gli editti o i pregoni. Quando noi sono usato anche se i pregoni sa giustizia, no? Pregoni vuol dire che c'era un pregone del signorotto locale o del re, magari o del viceré, che imponeva certe regole, anche di pregoni vuol dire pregoni. Qui invece c'è un editto che stabiliva, come dire, l'istituzione di queste tappe di istituzione, e qui a Masulla c'è una tappa importantissima. Qui sono dei documenti, ma
l'ultima in basso. Masura. No, quella centrale, l'ultima. C'è anche Masura. Sempre questa. Sì, c'è in basso. Ecco, quella lì. Avevamo 20 comuni in Sardegna e quelli sono gli strumenti utilizzati da chi era delegato a fare questa verifica per le monete preziose. Lì c'è una moneta preziosa in argento, del periodo. Lì c'è lo strumento della bilancia, ovviamente spagnola. Qui c'è stata per 150 anni, è venuto nel 1700, e più del 700, e si è sposato una nobile qua che abitava qua vicino. È Don Leon Sepulveda, che si è ripetuto, e questo Zanori che abbiamo voluto È lo stesso artista lo stesso artista che abbiamo voluto aprire più. Esattamente. E poi ti dico una cosa che avevo commissionato anch'io. Ok, Tonino Loi ha realizzato quest'opera su mio suggerimento che rappresenta Don Leon Sepulveda, perché è ricordata ancora dagli anziani, ma ha ricordato con la sua cattiveria, malavitosità. Lui era un uomo molto crudele, molto feroce. Mio padre, sempre da Desumela, mio padre ad esempio raccontava che è rimasto nella memoria perché ad esempio quando una persona gli era scomodo, gli faceva disturbo, dice che loro erano imparentati, ecco, non ho detto prima una cosa importante. Cosa faccio adesso? Lo dico adesso, lo dico dopo. Lo dico adesso, dai, così. Però vi dovete... scendiamo un attimo di nuovo sotto, no? Nella tappa di insinuazione. Tappa di insinuazione, diciamo 16 in Sardegna. Questa di Masullas era una delle prime tappe istituite, perché c'erano i nobili e pagavano. Alla fine il dio denaro, il savuro varia tutto, no, è logico, no, è chiaro. Ecco, poi, perché questi signori poi si imparentavano fra di loro, non è che si sposavano con la gente, no, tra di loro. Uno dei Sepulveda si era sposato con una donna nobile di Mandas, però li vediamo adesso, di Mandas, che poi è prima vedova e poi si era sposata con questo. Ecco, siccome qui c'è la tappa di insinuazione, ecco la tappa di insinuazione portata a Mandas, subito dopo, 1748. Francesco Flores, che poi è diventato d'Arcais, d'accordo, come vi dicevo, si era sposato con Menenzia Nurra, sorella di Damiano Nurra, è tutto scritto qui. Ecco, una volta fatto questo matrimonio, la tappa di insinuazione era stata istituita anche ad Oristano, però da qui sono partiti. Quindi voglio dire che questi signori avevano parenti nella zona di Mandas Villanova Franca. Con Babu, così liberati da questa gente che disturbava, nacque l'osseriava Don Leone e gli consegnavano la lettera bene chiusa, con la cenallata, devi portare a Don a Villanova Franca, le portare in cui, cosa niente, no, sa tutto loro. Arrivava in cui, questo diciocco, un paio di giorni di via, arrivava in cui, Cudru, mentre diceva, apriva la lettera e c'era scritto di eliminarlo a questo. Ecco, non lui diventa mai uso, non lo vedevano mai più. E dice che era successo tante volte e Don Leone è rimasto famoso. Questo invece è un documento fondamentale, importantissimo, perché è un titolo nobiliare originale che non troverete da nessuna parte. Questo è stato trovato nell'archivio Regio di Torino, nel 1803 mi pare. 1801 mi pare, questo è un documento originale. Qui c'è una storietta delle nostre famiglie, i coni, i dedoni abbiamo ancora qui, ci sono Attilio, c'è Antonio, c'è Guido, c'è... Ma i dedoni sono legati con gli aragonesi.